Mister, dalla tribuna non è mai facile, però che partita ha visto? Sicuramente è stata una gran bella partita, agonisticamente valida, due belle squadre che si sono affrontate, fino all'ultimo secondo entrambe hanno provato a vincere, alla fine è uscito fuori un pareggio che io penso che lasci contenti entrambi. C'è un po' di rammarico per l'espulsione perché vi ha lasciati chiaramente in 10 a metà secondo tempo, poi per quella palla gol sui piedi di Fofana negli ultimi minuti è stato murato all'ultimo secondo, poteva essere un finale diverso. Sì, no, noi anche in 10 uomini abbiamo provato a vincere la partita perché insomma giocavamo in casa e pur non essendo in 11 comunque abbiamo provato a vincere fino alla fine. Sì, abbiamo avuto diciamo nel secondo tempo abbiamo avuto le palle gol più nitide. Ecco, mi ha dato un assist, giocavate in casa, una tribuna strapiena per sostenervi, questo è chiaramente un bel segnale. Sì, noi abbiamo una tifoseria che ci segue sempre, molto calorosa. È chiaro che si aspetta sempre che noi ogni domenica facciamo bottino pieno, però insomma il campionato è lungo, è duro e sappiamo che praticamente ogni partita sarà sempre combattuta. La prossima in casa della Nissa, che partita si aspetta contro la capolista del girone A di eccellenza? Ma non abbiamo niente da perdere contro la Nissa, andiamo lì e cercheremo di fare il massimo, poi alla fine vedremo.